Il candidato numero 1 è Ermano Noce. Nato a Lavagna il 10 luglio del 69, è sposato e ha una figlia. È geometra e libero professionista. Il suo impegno politico risale al 1995. Consigliere con il sindaco Primi, poi assessore, infine vice sindaco. È appassionato di calcio, rally e natura. Alle amministrative 2019 si candida a sindaco appoggiato dalla lista Per la nostra gente. Il territorio della Fontana Buona ha risentito negli anni di una progressiva recessione economica. Quali settori a suo avviso vanno sostenuti per un rilancio del territorio e quali peculiarità possono essere valorizzate anche in una realtà come Coreglia Ligure? Sì, il comune di Coreglia è molto piccolo, quindi diciamo che i punti su cui intervenire sono abbastanza limitati. Nel nostro programma sicuramente cercheremo di incrementare le attività, diciamo, di ospitalità. Abbiamo già qualcosa sul fondo valle, Piana dei Manzi, abbiamo già 2 B&B e cercheremo ovviamente di incrementare questo settore qua. Abbiamo anche l'anello di Coreglia, che è un percorso pedonale che collega Montallegro col fondo valle della Fontana Buona. Quello ci puntiamo parecchio. Altre cose, valorizzeremo senz'altro la cappella di Chicchizzola a Canevale e abbiamo in programma anche di mettere insieme un percorso ginnico sul tratto Canevale-Coreglia, dove esiste già una strada comunale. Cercheremo di posizionare qualcosa per l'attività ginnica in quel tratto di strada. Seconda domanda, al di là delle grandi opere, quali interventi infrastrutturali e anche di tutela all'ambiente ritiene possano essere ancora realizzati nel comune per migliorarne la vivibilità e favorirne lo sviluppo? Opere, abbiamo in piedi un po' di lavori con questa amministrazione e se saremo eletti porteremo avanti queste. Abbiamo degli interventi sulla strada di Zezzerega dove c'è una frana e abbiamo già consegnato i lavori per sistemarla. Poi abbiamo un problema sul cimitero sempre di Zezzerega, dove diciamo che sta crollando il muro a valle e abbiamo in programma la sistemazione di questo problema. Qualcosa sulla strada che dicevo prima, Coreglia Canevale, per la manutenzione. E poi altre opere da fare sicuramente, incrementare la videosorveglianza, che purtroppo è un problema comune anche a tutti gli altri comuni della valle, nel senso che sono sempre più gli atti vandalici o furti, cose del genere, quindi cercheremo anche quello. Poi altre opere che dobbiamo sicuramente provvedere a fare sono l'ampliamento del cimitero di Canevale e quello di Coreglia, anche perché siamo veramente ridotti ai minimi termini come spazio. I fondi vi preoccupa o pensa di riuscire poi a coprire questi lavori? Questione fondi sicuramente ci preoccupa perché i fondi riusciamo a fare qualcosa solamente nei casi di calamità purtroppo. All'ordine del giorno il fatto che riusciamo a fare qualcosa solo con questi contributi che arrivano post evento calamitoso. I lavori diciamo ex novo senza contributi statali o straordinari c'è parecchia difficoltà a metterli insieme. Ha senso secondo lei mantenere tante piccole municipalità o probabilmente il territorio nel suo complesso trarrebbe maggiori vantaggi unendo le forze in un unico comune della Fontana Buona? Bella domanda. Sicuramente la fusione penso aiuterebbe un po' tutti quanti. Però è una cosa che deve essere imposta dall'alto, secondo me non so come se ne potrà venire fuori. Sicuramente il comune piccolo, almeno vedo il nostro, ma penso che sia un problema di tutti gli altri, riesce a fare ben poco con i contributi dello Stato che sono sempre, ogni anno che passa, sempre inferiori. Quindi vedremo cosa succede, se qualcuno ce lo imporrà lo faremo, se diversamente rimarremo così. Infine, quali sono i punti cardine del suo programma elettorale? Dunque, i punti cardine sicuramente i trasporti che dobbiamo garantire alla scuola dell'infanzia, elementari e medie inferiori, che stiamo già dando, e sicuramente quella a continuarla. E le infrastrutture
soprattutto le strade ci contiamo parecchio, perché la strada è la base di tutto ed è quella che poi ti permette di tenere sul territorio le famiglie e i relativi giovani. Altri punti sui quali batteremo sicuramente dei rifiuti. I rifiuti stiamo facendo una differenziata che ha dato ottimi risultati, però sicuramente incrementabili. Succede abbastanza spesso che c'è sempre chi non la fa bene e punteremo a combattere questo malfunzionamento, perché ogni tanto capita che il consorzio si richiami, nel senso che trova un qualcosa nel posto sbagliato, plastica nella carta e cose del genere. Aumenteremo i bidoni sul territorio per far sì che tutto vada al meglio. Altre cose su cui punteremo: videosorveglianza, come ho già detto, e soprattutto mantenere viva le tradizioni che sono sul territorio, tipo le feste patronali che sono gestite dai comitati. Abbiamo un po' di frazioni, abbastanza, per essere un comune piccolo siamo abbastanza dislocati sul territorio. Abbiamo De Zerega, Coreglia, il Fondovalle, Pian dei Manzi, Pian di Coreglia, e abbiamo Valle Fredda e Canevale. Ci sono già 3 comitati, quello di Coreglia, quello di Canevale e quello di De Zerega, che organizzano tutti gli anni la festa del paese, diciamo. Però i comitati sono parecchio uniti tra loro, nel senso che in occasione dell'Expo, per esempio, facciamo una serata, diciamo, alla cena, dove i comitati si riuniscono e lavorano insieme per dare questo servizio. Ovviamente quei proventi poi li spendiamo in opere di bene, donazioni a Croce Rossa e altri enti. Altre cose, direi videosorveglianza, abbiamo già detto. Altre cose principali sono queste qua che ho elencato. Il candidato numero 2 è Elisabetta Lavezzo. Nata a Lavagna il 30 marzo del 69, ha il diploma di terza media e lavora come imprenditrice agricola. Sposata, è appassionata di composizioni floreali. Dal 2004 al 2009 è stata consigliere comunale a Coreglia Ligure. Si candida a sindaco appoggiata dalla lista Tutti Insieme per Coreglia. Il territorio della Fontanabuona ha risentito negli ultimi anni di una progressiva recessione economica. Quali settori a suo avviso vanno sostenuti per il rilancio del territorio e quali peculiarità possono essere valorizzate anche in una realtà come Coreglia Ligure? Beh, io penso che il turismo è una delle cose che dovrebbero essere comunque al centro dell'attenzione, e poi nella nostra realtà anche, perché abbiamo un sacco di cose che si possono fare, il territorio è piccolo, però ci sono tante idee, il nostro gruppo ha tantissime idee da valorizzare proprio il comune. Poi c'è il sentiero di Compostela, che sarebbe da, diciamo, puntare, anche perché vengono tante persone a visitare il nostro comune, però magari non conoscono queste realtà, ecco, magari far conoscere anche questo. Al di là delle opere, delle grandi opere, quali interventi infrastrutturali e di tutela dell'ambiente ritiene possono essere ancora realizzati nel comune per migliorare la vivibilità e favorirne lo sviluppo? Allora, noi il nostro punto principale è, diciamo, la sicurezza, perché ultimamente ci sono stati dei furti e anche se abbiamo le telecamere comunque forse non è ancora completa la cosa, e vogliamo un po' intensificare questa cosa qua, perché la gente non si sente sicura, ha paura, e purtroppo i furti stanno aumentando ultimamente. Altri interventi? Altri interventi sulle strade, che sono le cose più importanti, e ci sono delle cose da mettere a posto, delle frane, dei punti pericolosi dove passano le macchine, magari mettere delle protezioni a valle, ecco. Poi ci sono altre piccole cose, anche quelle di molta importanza, perché abbiamo una mancanza di loculi nel nostro comune che sembra una stupidaggine, però sono una cosa molto importante. Non abbiamo più posti, quindi bisogna pensare a qualcosa. La questione fondi la preoccupa? La questione fondi mi preoccupa, però diciamo che il nostro gruppo è molto volenteroso, ha voglia di fare, ha voglia di cercare magari dei fondi altrove, oltre che promuoverci noi come comune.
Ha senso secondo lei mantenere tante piccole municipalità, tanti piccoli comuni, o probabilmente il territorio nel suo complesso trarrebbe maggiori vantaggi unendo le forze in un unico comune della Fontana Buona? Non ne sono sicura di questo, perché ogni comune ha la sua difficoltà e poi anche, ha anche dei pregi. Diciamo che forse unendolo ci può essere quel comune che ha più possibilità e quello che magari poi alla fine non avrebbe fondi per poter mettere magari le strade in sicurezza. Cioè non la vedo molto questa cosa dell'unità dei comuni, ecco. Mi fa piacere pensare che il nostro comune vada avanti anche nel piccolo. Altri punti del suo programma elettorale? Altri punti ce ne sono tanti, c'è anche un'idea di fare un parco per i bambini che nel nostro comune manca, perché i bambini non hanno un posto per cui giocare. Poi il turismo, incentivare il turismo come dicevo prima, l'artigianato, l'agricoltura, e insomma queste sono le cose un po' principali. Poi abbiamo anche dei beni culturali, una chiesa che ha bisogno di essere aggiustata, il tetto che viene giù, e anche lì ci vogliono dei fondi però. Cioè, insomma, sono tutte cose che sono nel nostro programma. Ci sono ancora 6 minuti e 21 a disposizione. Altri punti da approfondire e sottolineare che non abbiamo ancora toccato, quali sono? Allora, da approfondire abbiamo anche il cammino di Compostela, che era il vecchio sentiero che usavano i pellegrini. Quindi sarebbe da mettere a posto, metterci delle indicazioni per i turisti, insomma sistemarlo e farlo conoscere. Questo è uno dei punti, diciamo, che possono essere portati a termine, anche senza tantissimi fondi. Poi abbiamo un ponte che è un po' pericoloso, che collega la nostra parte di Pian di Coreglia a Orero, e questo ponte è pedonale, però ahimè è un po' vecchio e ha bisogno di manutenzione, potrebbe portare dei problemi. Quindi questo è uno di quelli che sono di quei punti che vorrei comunque portare a termine, perché qualcuno, qualsiasi ci passa in bicicletta o a piedi, non si sa mai, è fatto di corde. Queste corde sono molto logorate e quindi questo è uno dei punti anche pericolosi, perché non c'è nessun segnale di pericolo, insomma la gente ci passa, bene o male. Ci sono ancora 5 minuti e 18 a disposizione, vuole aggiungere qualcos'altro? Ma io direi di no, poi vedremo nel corso degli anni, in questi anni di 5 anni che se verremo, diciamo, che verremo eletti, ci saranno anche altre cose sicuramente che la popolazione magari ci può segnalare che noi non sappiamo, non abbiamo visto. Il candidato numero 3 è Alessio Melizzi, nato a Genova il 25 maggio 1986 e celibe. È laureato in scienze politiche, informazione ed editoria. Ha lavorato come impiegato di banca. A livello amministrativo ha presentato per 2 volte la sua candidatura come consigliere di municipio a Genova. È appassionato di pugilato. Si candida a sindaco con la lista Impegno sociale per le nostre valli. Il territorio della Fontana Buona ha risentito negli anni di una progressiva recessione economica. Quali settori a suo avviso vanno sostenuti per un rilancio del territorio e quali peculiarità possono essere valorizzate anche in una realtà come Coreglia Ligure? Ma allora partiamo con l'assunto che il comune di Coreglia Ligure è un territorio molto piccolo, il comune più piccolo dell'intera Val Fontana Buona. Sono circa 260 abitanti residenti, perciò ci sono delle peculiarità molto diverse rispetto a quelle che possono essere di comuni anche solo che di 800.000 abitanti. Innanzitutto, essendo un territorio della Val Fontana Buona, la prima cosa che mi viene in mente è la viabilità. La viabilità sia nella strada provinciale 225, ma soprattutto per quanto riguarda i collegamenti dai comuni di Genova, ma anche dai comuni del Tigullio come Rapallo e come Chiavari. E questa è una questione molto importante perché ci sono dei pendolari, ci sono degli studenti che quotidianamente hanno la necessità di spostarsi e c'è comunque un'esigenza collettiva, mi sento di dire, di poter giungere al comune di Coreglia o spostarsi dal comune di Coreglia verso altri comuni in qualsiasi momento e in qualsiasi giorno. Al di là delle grandi opere, quali interventi infrastrutturali e di tutela dell'ambiente ritiene possano essere ancora realizzati nel comune per migliorare la vivibilità e favorirne lo sviluppo? Beh, parlando di una realtà molto piccola, secondo me la valorizzazione del territorio, che può sembrare molto generico come definizione, ma
rappresentata come identità territoriale, cioè identità di Coreglia Ligure. A me vengono in mente argomenti che possono sembrare banali, le sagre estive, le feste, possono sembrare cose esclusivamente ricreative, ma sono elementi forti di identità, sono elementi per cui un comune viene conosciuto anche all'esterno, elementi in cui la popolazione tutta collabora per riuscire in un progetto, per farsi conoscere, per rendere comunque vivibile una zona, passare delle giornate di festa. Da lì poi il comune di Coreglia diventa più conosciuto, da lì poi c'è magari maggiore frequentazione nel periodo estivo, magari gente che viene a passare un pomeriggio, una giornata festiva a Coreglia anche in altre occasioni, perché no? Secondo me queste sono cose molto importanti e nei limiti del possibile anche delle piccole manifestazioni sportive, delle piccole premiazioni, cose che secondo me lavorandoci un pochino sono alla portata. La questione fondi vi preoccupa oppure ce la si può fare anche per realizzare la degli questione interventi? fondi è sicuramente un argomento delicato, un argomento che sappiamo benissimo, Coreglia fa parte della città metropolitana, ha avuto la fortuna nell'ultimo mandato di avere un esponente, il sindaco uscente Elio Cuneo, come consigliere di minoranza del Consiglio metropolitano e secondo me la priorità è stabilire un collegamento fra il Consiglio metropolitano e la città di Coreglia, cioè detto stringendo Coreglia deve farsi sentire. È un comune piccolo ma è un comune importante come gli altri, fa parte della città metropolitana di Genova, perciò i fondi servono anche per questo comune, non ci sono comuni di serie A e di serie B. In questo senso, secondo lei ha ancora senso mantenere tante piccole municipalità o probabilmente il territorio nel suo complesso trarrebbe maggiori vantaggi unendo le forze in un unico comune della Fontana Buona? Sono questioni un po' delicate da proporre alla popolazione. Se andassimo a fare i conti non solo nella Val Fontana Buona, non solo nella provincia di Genova, ma nella Liguria, se non in Italia, comincerebbero a emergere questioni di campanilismo un po' troppo pesanti per potersi affrontare concretamente in un consiglio comunale o all'interno della città metropolitana o della regione. Diciamo che in alcuni casi potrebbe rappresentare un vantaggio per la questione economica e di impiego di fondi pubblici, di personale dei comuni o comunque della pubblica amministrazione. Dall'altro lato si andrebbero secondo me a perdere delle identità comunitarie, delle identità piccole territoriali che sarebbe un attimo da valutare questo passo. Le rimangono 5 minuti e 5 secondi. Quali sono i punti cardine, gli altri punti del suo programma elettorale? Ma guarda, con la domanda precedente mi hai un pochino anticipato, nel senso che noi abbiamo citato espressamente, pur avendo scritto un programma molto esiguo, abbiamo citato comunque il costante raccordo fra la città metropolitana e il comune di Coreglia Ligure. Questo perché il comune è molto piccolo, ha delle entrate proprie, delle entrate dovute ai tributi estremamente esigue e capiamo tutti che non può farcela solo con questo. Il Consiglio metropolitano, essendo stato allestito appositamente anche per fare da tramite fra la città di Genova e i comuni dell'entroterra, delle diverse valli e comunque servire proprio in raccordo con la nostra Costituzione al principio di sussidiarietà, deve dare una mano compatibilmente con le risorse disponibili, con le esigenze individuali di ogni singola amministrazione. Perciò è un tasto su cui abbiamo picchiato molto. E come ho anche minimamente anticipato nella domanda precedente, la questione dell'identità territoriale, tentare nei limiti del possibile di sviluppare il turismo con piccole iniziative, non si parla di eventi grandiosi, di manifestazioni a livello regionale, nazionale, piccole iniziative che possono comunque attrarre delle persone al di fuori del comune, al di fuori della Val Fontana Buona. E quindi, come ho anticipato poco fa, sicuramente qua si tratta di macro temi, macro problematiche che vanno risolte immediatamente, comunque curate. E poi tutta una serie anche di interventi che possono sorgere durante il corso del mandato per esigenze individuali, per esigenze di piccole comunità
e anche degli interventi volti comunque a controllare e a garantire lo stato di buona manutenzione dei luoghi di interesse che abbiamo nel territorio di Coreglia Ligure. A questo proposito noi, come oltre a me candidato sindaco, siamo una squadra eterogenea dal punto di vista delle competenze, dal punto di vista degli interessi, quindi chi conosce di più un determinato settore, chi ne conosce un altro, chi è più appassionato di un tema rispetto a un altro. Tutto questo può creare la giusta sinergia appunto per occuparsi di settori differenti senza tralasciare nulla, senza avere le competenze necessarie. Allora passiamo alla dichiarazione di voto. Che appello rivolge agli elettori di Coreglia Ligure perché insomma dovrebbero votarla? Ma dovrebbero votare non solo me ma la nostra lista, in quanto siamo gente che è già stata, almeno quasi tutti, in comune, sappiamo di cosa stiamo parlando e sappiamo i problemi che ci sono. Quindi cercheremo sicuramente di portare avanti quello che abbiamo messo in piedi in questi ultimi 5 anni, nel migliore dei modi, cercando di soddisfare le esigenze della gente nel miglior possibile. Perché i cittadini di Coreglia dovrebbero votare? Allora, innanzitutto siamo un gruppo che non siamo nuovo, sono 15 anni che siamo, perlomeno io sono 15 anni che sono dentro questo gruppo. E siamo un gruppo volenteroso che ha voglia di fare tante cose nuove, abbiamo raggiunto molti obiettivi e ne vogliamo raggiungere altri e se voi ci votate noi andremo avanti con questo cammino. Poi la prima cosa è la viabilità e la sicurezza del cittadino per il fatto dei furti, poi dobbiamo aggiustare anche un ponte che è pericoloso e valorizzare alcuni beni culturali che abbiamo nel comune di Coreglia Ligure, tra i quali c'è il Cammino di Compostela, c'è un sentiero che il pellegrino usava per fare il Cammino di Compostela, quindi valorizzarlo, pulirlo e farlo conoscere anche al turista. Fermo restando che questa è la mia prima volta come candidato sindaco, io mi sento una persona estremamente appassionata di politica, curiosa e soprattutto vicino al territorio nelle esperienze che posso vantare prima di questa. Quindi da parte mia, da parte nostra della lista non garantisco promesse ma garantisco impegno. Tradotto, se la gente ha voglia di darci fiducia, se la gente si sente di darci un'opportunità, noi certamente ripagheremo con impegno, con costante partecipazione, quello è importantissimo, e con maggiore studio, maggiore approfondimento del territorio e delle sue problematiche. Siamo una lista di amici, persone già con qualche esperienza politica, persone che invece sono totalmente vergini, passami il termine, ma sicuramente tutti uniti da uno spirito di squadra e da una voglia di fare.